Allora amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo di questa settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre 2020, segno per segno le previsioni per quanto riguarda l'oroscopo. Quindi noi prima di partire con le nostre previsioni, noi andiamo a ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto si occupa anche di consulenza, di cartomanzia in privato, riservatamente, basta chiamare i numeri che vedete in sovraimpresso e quindi fissare un appuntamento in un orario che voi potete essere disponibili per un consulto. Mentre per quanto riguarda per tutti quelli che vogliono un chiarimento per quanto riguarda un ritorno d'amore, un legamento d'amore, siete stati lasciati dal vostro uomo, dalla vostra donna e volete che torni da voi dopo una storia di anni, allora possiamo parlarne riservatamente. Sempre chiamando a questo numero in sovraimpresso mi raccontate la vostra storia e vi dico come è possibile aiutarvi, come è possibile intervenire per far sì che la persona amata possa tornare da voi. Io sono un operatore di scienze esoteriche, mi occupo di questo settore da oltre 40 anni e sono un ricercatore per quanto riguarda i rituali esoterici. Quindi se avete bisogno di me, il numero è quello che vedete nello scrollo. Andiamo velocemente con la previsione dell'oroscopo che va dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Partiamo con il segno dell'Ariete e andiamo con la schermata della previsione delle carte. Allora, vediamo l'Ariete cosa ci dice. Allora, questi giorni, per quanto riguarda il segno dell'Ariete, questi giorni saranno particolarmente entusiasmanti. Chi è impegnato in una storia d'amore potrà godersi una settimana incredibile, quindi per voi impegnati in una storia sentimentale ci sarà una settimana incredibile. Comunque saranno giornate in cui sarà semplice lasciarsi andare alla passione, ai sentimenti. Sicuramente è il caso di sfruttare un periodo così fortunato, per cui sarà meglio lasciare da parte tutto quello che non va. Vedete? Qua abbiamo la carta della fortuna, le stelle. Questa carta sta a indicare appunto che sarà una settimana favolosa per coloro che vivono una storia sentimentale in coppia. Andiamo con il lavoro. Quante occasioni in questa settimana ci saranno e anche perché molti torneranno al lavoro dopo un periodo di ferie, l'umore sarà assolutamente perfetto per affrontare le questioni professionali. Quindi, amici miei, giustamente si ricomincia a lavorare, quindi dovete un pochettino mettere da parte tutti i bei giorni passati, mettere da parte i ricordi delle ferie e ricominciare una nuova era lavorativa. Auguroni per voi, ok? Quindi datevi da fare e iniziamo questo nuovo cammino lavorativo. Bene, bene, bene. E adesso andiamo con la preparazione della previsione per il Toro. Allora, per tutte le persone che adesso rientrano dalle ferie, si comincia a lavorare, nuove idee, nuove energie, e quindi bisogna incominciare tutto da capo. E andiamo con
il segno del Toro. Vediamo cosa dicono le carte per questa settimana. Allora, un saluto va per tutti coloro che mi seguono e anzitutto iscrivetevi al canale se siete nuovi. Iscrivetevi al canale, consigliatelo ai vostri amici, che è importantissimo. Toro, le carte, o meglio la previsione per questa nuova settimana, dicono per te che questa sarà una settimana decisamente tranquilla, ottima, speciale, in cui difficilmente qualcosa potrebbe andare storto. Riuscite a dedicarvi completamente agli affetti, a chi davvero è importante per voi. Bene, quindi le relazioni d'amore, ma in molti riusciranno a trovare pure il tempo per prendersi cura di se stessi e concentrarsi sulle proprie passioni. Quindi se avete un hobby, curatevelo come si deve, rilassatevi. Tanti di voi pensano più al divertimento che all'amore. Scusate se sentite l'abbaiare dei cani, ma io mi trovo in campagna, quindi in un luogo dove sono circondato da animali, perché amo gli animali, e ogni tanto purtroppo dobbiamo sentirci anche l'abbaiare dei cani o il miagolare dei gatti. È una cosa che per me è del tutto normale, quindi chiedo scusa se sentite ogni tanto l'abbaiare dei cani. Allora, lavoro invece, per il lavoro saranno giornate abbastanza stabili sul posto di lavoro. Non dovrebbero arrivare grandi novità, sarà importante gestire bene il lato economico e fare attenzione agli acquisti, quindi visto che avete fatto le ferie, i soldini si sono un po' esauditi, quindi cercate di spendere quando meno, perché se no rimarrete senza. Quindi occhio alle spese, fate attenzione a non essere troppo spendaccioni, ok? E allora adesso andiamo con i gemelli. La previsione per il segno dei gemelli, vediamo cosa dicono le carte per voi. Andiamo sulla schermata, come al solito. Allora, per voi gemelli, le carte dicono: riuscirete a trascorrere una settimana serena in cui potrete godervi emozioni speciali col vostro partner. Quindi godetevi questa splendida settimana di passionalità, direi, di passionalità, perché vedete la carta della coppia che indica appunto la passione tra di voi, il vero amore tra di voi, da curare logicamente. Probabilmente è da tempo che aspettavate un periodo tranquillo, eccolo qua, è arrivato. Riacquisterete fiducia nelle situazioni e in voi stessi comunque. Chi invece è single potrebbe fare dei nuovi incontri, ma sarà fondamentale tenere gli occhi aperti, non solo di fronte a qualcuno, ma guardatevi sempre le spalle. Lavoro invece, le gratificazioni non sono in arrivo e potrete
terminare quei progetti a cui stavate lavorando ormai da tempo. Non sono incluse novità e buone notizie di carattere professionale, ma comunque abbiamo il carro della fortuna che sta a indicare che è in arrivo per voi un buon periodo lavorativo. Auguri anche per voi. Bene, 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 e adesso andiamo a prepararci per la previsione per quanto riguarda il segno del Cancro. Le carte già sono positive, adesso ve le vado a leggere per voi del segno del Cancro. Allora, per voi del segno del Cancro, le carte dicono che sarà un periodo fantastico per chi ha il cuore impegnato. Quelle relazioni stabili vivranno una settimana ricca di passione e sarà possibile organizzare qualcosa di speciale insieme, cioè insieme alla persona amata. Per le coppie appena nate o per i ragazzi giovani potrebbero molto presto giungere delle novità in amore. Qualcuno potrebbe fare un importante passo, ok? Quindi ci sarà la vittoria, ecco qua, sul fronte sentimentale. Ecco qua la vittoria. Mentre per quanto riguarda il lavoro, se da un lato ci saranno gradevoli notizie su spese ed economia, dall'altro lato potrebbero giungere dei disagi. Sarete comunque bravi a gestire le situazioni, ma è probabile che per qualche impegno non sia ancora il momento giusto. Chiaro? E adesso ci prepariamo per il leoncino. Allora, per voi del segno del Leone, in questa nuova settimana potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Niente è da escludere, niente da escludere. Alcuni problemi di coppia potrebbero portare a delle conseguenze definitive. In effetti, non bisognerà abbattersi, perché non per tutti i rapporti diciamo che andranno in negativo, non per tutti fortunatamente, chiaro, non per tutti fortunatamente. Se si ama davvero, il partner si fida ad occhi bendati, ma anche ad occhi aperti. Quindi è inutile
temere che possa succedere qualcosa di stacco definitivo. È un momento che passerà. Il lavoro invece potrebbero arrivare delle importanti notizie, soprattutto per quanto riguarda le entrate economiche. Nonostante ciò, bisognerà cercare di tenere sotto controllo lo shopping e qualche spesa superflua, oppure ogni guadagno sarà stato vano. È chiaro? Cercate di non essere troppo spendaccioni. Fate bene attenzione. Ed eccoci qua. Allora, Vergine, tornerà finalmente un po' di calma. Era ora. Avete affrontato dei periodi piuttosto difficili, anche se qualcosa non è stato del tutto risolto. Se avete una persona speciale al vostro fianco, sarà il caso di passare del tempo insieme. Non trascurate questo momento. Chi invece è single cercherà qualcuno che conquisti il suo cuore. Attenzione a non fare passi troppo affrettati. Andateci con molta cautela. Lavoro invece riuscirete a trovare il giusto equilibrio dopo qualche disagio generale. Non sono escluse nuove ed interessanti opportunità, ma anche voi in questa settimana, così come altri segni, dovreste tenere d'occhio il portafoglio. Non siate spendaccioni, mi raccomando, cercate di tenere a bada un po' il vostro portafoglio, va bene? I soldini si sono spesi in questo periodo di ferie, quindi dobbiamo un pochettino adesso recuperare, o no? Se no come si fa? Bene amici e amiche, andiamo con la prossima previsione, che è il segno della bilancia, e noi andiamo a prepararci. Ecco qua la bilancina. Allora, bilancia. Non mancheranno emozioni forti ed intense in questi giorni tra agosto e settembre. Chi al vostro fianco non riuscirà proprio a resistervi, perché sarete caratterizzati da una particolare bellezza, di fascino, quindi siete carichi. Queste ferie vi hanno fatto veramente tanto bene. Chi ha una famiglia vivrà però una settimana piuttosto indaffarata, con troppi impegni di qua, di là, a destra, a sinistra, avanti, indietro, quindi sarete molto impegnati. Non tanto con il partner, ma soprattutto con i figli, quindi vi daranno fili da torcere. Lavoro invece sarà una settimana ricca di idee ed intuizione da non sottovalutare. Non lascerete indietro nessuno dei vostri obiettivi. Sarete determinati e qualche soddisfazione non tarderà ad arrivare. Vedete? Così come anche nei sentimenti, e questa carta ce lo dice.
E adesso andiamo con lo scorpioncino. Lo scorpione, vediamo cosa dicono le carte per lo scorpione. Andiamo a mischiarle per una buona lettura. Allora, per voi dello Scorpione, questa settimana prenderà una risvolta positivamente, positiva, molto positiva. In particolar modo per tutti quelli che hanno affrontato un mese difficile, finalmente vi sentirete tranquilli e questo favorirà i rapporti amorosi, tanto che la passione sarà all'ordine del giorno. Eccolo qua. La carta del trionfo e la carta della passionalità in coppia. Quindi chi ha il cuore libero potrebbe fare delle nuove conoscenze, ma meglio non illudersi. Chiaro? Fate sempre attenzione perché il nemico è sempre in agguato, così anche in amore come nell'amicizia. Il lavoro tutto sarà decisamente più interessante in questo periodo. Non ci saranno dei grossi cambiamenti, però finalmente tornerà il sereno. Si potrà quindi ricominciare a sperare di nuovo nel domani e nei propri sogni nel cassetto. Auguri per voi del segno dello Scorpioncino. E adesso andiamo a prepararci per il Sagittario. Il Sagittario, questo segno un po' pazzarello. Bene, allora il Sagittario, le carte vi dicono: sul fronte sentimentale si prospettano dei giorni abbastanza sereni. Qualcuno potrebbe decidere di trascorrere dei giorni diversi dal solito insieme alla propria dolce metà. Eccolo qua, questa è la carta del sole uscente, la coppia mano nella mano. Chiaro? E per tutte quelle coppie che si amano ormai da tanto tempo potrebbe essere in arrivo il momento perfetto per fare un passo importante per la relazione. Qualcuno deciderà anche al matrimonio, a una convivenza, come no. Il lavoro invece dovrete fare sicuramente parecchia attenzione a non distrarvi troppo, perché per voi sarà difficile rimanere impegnati sui compiti da svolgere. Il motivo? Dovreste un po' dedicarvi un po' di più al vostro relax, o forse state aspettando dei giorni, diciamo, di riposo e di ricominciare, diciamo, un po' a pensare a quel che è da farsi
nel proprio futuro. E così era il segno del Sagittario, e adesso andiamo con il Capricorno. Andiamo con la previsione del Capricorno. Capricorno, questa settimana sarà abbastanza stabile, tranquilla per i nati sotto questo segno. C'è poco da aspettarsi, insomma. Questo vale sia per le coppie che per i single in cerca d'amore. Forse dovrete impegnarvi in maniera molto particolare per riuscire a ottenere qualcosa di diverso e speciale in questo periodo. Eppure potreste aspettare un momento migliore, perché noi abbiamo tutte le carte in regola per ricominciare un nuovo cammino. Il carro della fortuna, abbiamo la carta della coppia, quindi è solo motivi di tempistica, ma il resto ritornerà alla normalità. Sono stato chiaro? Per il lavoro invece sono in arrivo delle nuove opportunità e con esse anche dei guadagni interessanti. Bisognerà aspettare e riflettere a dovere su nuovi accordi o proposte di lavoro. Sarà comunque una settimana decisamente positiva, quindi non c'è niente da preoccuparsi. Chiaro? Bene, andiamo a prepararci per il segno dell'Acquario. Allora, vediamo l'Acquario cosa dice per voi. Allora, Acquario, l'inizio di questa settimana non sarà poi così semplice, attenzione. Per fortuna negli ultimi giorni le cose andranno molto meglio, giusto in tempo per godersi il weekend, al fianco del proprio amato. E proprio durante il fine settimana potrete aspettarvi tanta ma tanta passione. Auguroni. Chi è single invece e sta cercando la persona giusta potrà fare un nuovo incontro, quindi questo incontro è in arrivo, eccolo qua, vedete? Quindi forza e coraggio, occhio all'invidia, malocchi cattiveria, il diavolo sta a indicare proprio questo, troppa invidia su di voi, troppi nemici che vogliono il vostro male, non tutti vi vogliono bene. Stato chiaro? Sul lavoro qualche difficoltà non mancherà, soprattutto perché pare che non siate in grado di concentrarvi troppo. Come mai? Forse non vi sentite pienamente soddisfatti e dovrete provare a fare altro. Quindi cercatevi un nuovo modo, un nuovo approccio lavorativo. Bene, e adesso, amici cari, andiamo con l'ultimo segno, l'ultima previsione per quanto riguarda il segno dei pesci. E noi andiamo a verificare quello che le carte dicono.
Ecco qua. Voi pesciolini, diciamo che questi saranno dei bei giorni un po' fermi in cui probabilmente cercherete un po' di equilibrio in amore e in voi stessi. Siete un po' angosciati, stanchi. Quelle storie amorose che sono iniziate nei mesi festivi potrebbero terminare, occhio, potrebbero essere anche state soltanto delle avventure, niente di più. Alcune coppie dovranno fare attenzione a qualche litigio, altrimenti potrebbero esserci dei seri problemi. Sul fronte lavorativo, invece, in questa settimana sarà senz'altro fondamentale riflettere rispetto a determinate questioni, soprattutto in vista del futuro. L'impegno sarà alla base di tutto, ma occhio pure qui alle discussioni, perché potrebbero non portare a nulla di buono. Sono stato chiaro? Quindi amici, anche oggi noi abbiamo terminato con la previsione per quanto riguarda l'oroscopo del maestro Cleo della settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Noi ci sentiremo col nuovo oroscopo nella prossima settimana, ok? Se questo video vi è piaciuto, consigliatelo ai vostri amici. Non dimenticate di iscrivervi a questo canale e di attivare la campanella delle notifiche in modo tale quando io andrò a caricare un nuovo video a voi vi arriverà la famosissima notifica che dice Cleo ha caricato un nuovo video. Lo potete scoprire solo se attivate la campanella. A tutti quanti voi io vi abbraccio e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi. Ciao a tutti.